Quarta corsa, premio Piscina Club Ippodromo, a reclamare per cavalli di 4 anni sono in 11 al via, 1 Averla Jet, Lorenzo Baldi, 2 Asiellelli, Andrea Vitagliano, 3 Ale degli Ulivi, Tommaso Gambino, 4 Arabesque B, Cesare Ferranti, 5 Ace of Hearts, Antonio Greppi, 6 Alba del Nord, Andrea Farolfi. Seconda fila, 7 Ava Gardner Treb, Giuseppe Lombardo, 8 Atena del Ronco, Simone Mollo, 9 Ape San, Marco Stefani, 10 Alleluia LZ, Carmine Piscoglio, 11 Arta Terme Jet, Roberto Vecchione. L'errore subito di Averla Jet. Veloce, Ale degli Ulivi cerca di scavalcare Asiellelle che ancora le gambine Numero di dentro. 1 Averla Jet squalificato. Non riesce il Numero sorpasso 7, a Tommaso Garden Gambino. Treb squalificato. E quindi Asiellelle che mantiene il comando su Ale degli Ulivi che riesce comunque a parcheggiare seconda. Tanto 200 metri svelti in 14,3. Poi vediamo via via gli altri. Fuori corsa Verla Jet, in vantaggio Asiellelle, Andrea Vitagliano che porta la figlia di Iglesias ai 400 metri in 29,8. Ritmo ora decisamente rallentato, Ale degli Ulivi si mantiene in seconda posizione. Arriviamo ormai al paletto dei 600 metri con 45,8 la frazione per Asiellelle, Ale degli Ulivi seconda posizione, in terza è il numero 8 di Atena del Ronco che anticipa la risalita di Arta Terme Jet, poi guadagna un posto lungo la corda Ape San, il giro va via in un minuto tondo tondo con Asiellelle, sempre battistrada davanti agli degli Ulivi che viene scuffiata perché fatica un po' a tenere il ritmo della battistrada, avanza Atena del Ronco che ora può sistemarsi seconda, chilometro che va via in 1,14,6, avanza anche Arta Terme Jet con Roberto Vecchione, poi Ape San, siamo a 450 metri dalla conclusione, sempre in vantaggio Asiellelle che deve subire però un severo attacco da parte di Atena del Ronco, si prepara anche Arta Terme Jet, ultima curva, guadagna di dentro Ape San, siamo a 250 metri dalla conclusione, stringe i denti Asiellelle, deve fronteggiare il doppio attacco, quello Numero di Atena 6, del Ronco Alba del Nord, e quello dell'11 di Arta Terme squalificato. Jet, retta d'arrivo, è in crisi Asiellelle, si butta di dentro Ape San, ma larga di tutti è Arta Terme Jet con Roberto Vecchione che viene a vincere su Ape San e Asiellelle. 1,14,9 la media al chilometro per Arta Terme Jet che regala il doppio a Roberto Vecchione, il training è quello di Giuseppe Citarella, la scuderia Tony Trans per la figlia di Ken Worketing che avanza a centropista e viene a vincere. Buon secondo per le vie brevi per Ape San, mentre si mantiene terza la sempre piazzata Asia LL. La quota al totalizzatore per Arta Terme Jet 11,63.